Io lascerei subito la parola, poi io parlerò appunto come maestra mia per ultima e per chiudere anche, lascerei la parola alla senatrice Orietta Banin perché così ci spiega i motivi che hanno portato il Movimento 5 Stelle ad appoggiare la motivazione del sì e anche tutte le sue considerazioni conseguenti. Prego. Grazie. Buongiorno, benvenuti, benvenute. Io apprezzo molto questa occasione che abbiamo condiviso di parlarci e parlare di questa iniziativa importantissima e finalmente di fare il punto della situazione. Per noi il Movimento 5 Stelle, sapete, è fondamentale dare la possibilità ai cittadini di esprimere la propria opinione, la propria volontà attraverso il referendum. Lo prevediamo consultivo, propositivo, in tutti i modi, cerchiamo di portarlo anche nei nostri regolamenti comunali, ma anche a livello nazionale, come sapete ci stiamo ben lavorando. Per cui la nostra posizione è stata negli anni e nel tempo sempre sì alla possibilità che i cittadini di questo territorio si esprimano attraverso il referendum. C'è stata un'evoluzione, c'è stata una considerazione, c'è stato un momento importante di riflessione e la discussione non è mancata, è stata accesa, è stata importante e consultando e ascoltando le motivazioni di chi era per il sì e di chi invece non lo era, la maggioranza dei rappresentanti istituzionali ha votato del territorio, sto dicendo, ha dato la propria opinione esprimendo un sì convinto. Quindi all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono tanti aspetti, tante anime, tante opinioni, ma abbiamo rispettato il principio importante della democrazia. E quindi sì, sì a questo referendum che per noi è fondamentale. Ed è la visione della città che noi vogliamo esprimere attraverso questa presa di posizione. Una città che deve avere una diversa modalità organizzativa, amministrativa, giuridica e quindi un pensiero importante su quello che è il nostro territorio. E allora, quando siamo stati contattati dal comitato, dopo le lunghe discussioni, l'esigenza, il motivo, la riflessione è stata quella di condividere questo percorso. Abbiamo poco tempo perché il 1° dicembre è vicino e quindi siamo qui a disposizione per condividere questo progetto. Allora, come sapete, poi ne parleranno i relatori che sono qui con me, il progetto della città e delle città non è un progetto divisivo, ma di integrazione, non è un progetto che spacca in due perché ci si vuole contrapporre, ma è un lavoro importante che va a riempire di contenuti sul fallimento, mi permetto di dire, della città metropolitana che c'è stata finora. Perché la città metropolitana di Venezia è diventata un contenitore vuoto che non ha saputo e non gli è stato permesso di gestire funzioni e competenze, anzi è stato mano a mano smantellato. E allora, se dobbiamo parlare di realtà e di situazioni, non possiamo che partire dalla realtà dei fatti. C'è una città d'acqua, una città di terra, una città che ha delle esigenze e una città che ne ha delle altre. In questo senso, tra l'altro, come Commissione Cultura e Istruzione del Senato, io sono seconda firmataria di una proposta di legge che riguarda le città storiche, a prima firma
della senatrice Michela Montevecchi, che ha fatto una riflessione importante. Le città storiche in Italia hanno bisogno di una normativa particolare che stabilizzi e dia dei contenuti precisi sulle tutele che queste città devono avere. In primis la residenzialità, la tutela del patrimonio e molto altro. Quindi, partendo anche da questa riflessione, non possiamo che appoggiare il bisogno che abbiamo in questo momento di definire due realtà che sono strutturalmente diverse, che hanno bisogno di attenzioni importanti. Io sono di Mestre, ho fatto un video molto tempo fa dove partivo con un piccolo percorso sapete tutti, no? La zona della Vempa, come si entra in città, e con molto dispiacere dicevo: questa è l'entrata della mia città ed è una non città, perché non ha un'identità, è stata oggetto di speculazione, oggetto di, come posso dire, territorio proprio depredato in tutti i sensi nei decenni, e piano piano invece si è sentita affiorare forte questo bisogno continuo, importante, di riaffermare chi siamo e perché siamo qua. Se da una parte Venezia si spopola, dall'altra anche Mestre si sta spopolando, perché la pianificazione urbanistica di tutto il nostro territorio non è stata certamente lungimirante. E se da una parte c'è stata la mancanza totale di attenzione all'equilibrio ambientale, che ha rovinato in questi giorni, no? Sappiamo bene quelle che sono le situazioni tragiche che stiamo vivendo, rovinato proprio la quotidianità di Venezia, di Chioggia, dei litorali, eccetera, anche Mestre non è stata e non è esente da eventi tragici. Ne potrei citare tanti, ma gli ultimi, 2007, sono stati disastrosi, con l'importante allagamento, non alluvione, ricordiamoci, che ha coinvolto 5.500 famiglie. E lì la necessità di mettere in discussione quella che è l'organizzazione urbanistica del territorio, quello che è rivedere la manutenzione della città, le fognature ad esempio. Io non vedo interventi, non vedo consapevolezza, non vedo programmazione, non vedo pianificazione. E allora anche questa è un'emergenza. E a tutti gli incontri ai quali abbiamo partecipato come ruoli istituzionali, non solo, il futuro che ci è stato presentato è stato veramente molto preoccupante. Occorre una nuova visione. Occorre una visione che sia lungimirante, che sia, come posso dire, che abbia una prospettiva altra, perché Mestre è dei mestrini, ma anche di tanta gente che ci è arrivata. Io ho fatto l'insegnante per 30 anni in una zona di Marghera e vi assicuro che i ragazzi, le ragazze, i giovani si sentono mestrini, quelli che abitano qua, e vengono da altri luoghi, da altri paesi, altre città, altre nazioni, ma hanno studiato qui, vivono qui, si incontrano qui e hanno bisogno anche loro di avere un luogo in cui sentirsi a casa. E allora anche questo è un bisogno sociale importante. La città è complessa, le città sono complesse, e allora se da una parte una normativa importante che vada a tutelare le città storiche, che sono in Italia un patrimonio incredibile per il turismo, ma che non deve essere l'unica economia, assolutamente, ma che ci deve mettere in una condizione di sostenibilità e di compatibilità. Dall'altra il bisogno di integrare a livello molto più ampio
internazionale anche il territorio che c'è prima, Mestre, con tutte le sue possibilità economiche, sviluppo e non solo. Io ho davanti dei punti che mi sono stati passati, sono punti da approfondire ma da condividere. Quale sarà il futuro? Il futuro è quello che noi vogliamo pensare che sia, e per questo è fondamentale esprimere la nostra opinione e dire che cosa vogliamo. Vogliamo una città sicura, ma la sicurezza non è avere la camionetta dell'esercito. La sicurezza è avere gli strumenti della pianificazione, della programmazione, è poter decidere del tuo territorio, come impegnare nei capitoli di spesa che vuoi le spese di investimento o altro. In questo momento non si può fare. Il Comune di Venezia prende tutto e non c'è una pianificazione vera. Non c'è stata per decenni, non c'è stata fino a questo momento, e l'abbiamo visto in questi giorni. L'abbiamo visto in questi giorni. Bisogna fare molte cose, bisogna sostenere la natalità, ma la natalità come la sostieni? Creando servizi. E i servizi sono le scuole, gli asili, le scuole di infanzia, i nidi, i luoghi dove possano vivere le persone anziane in città, che non devono essere fuori dalla città. E quindi una visione anche di Mestre a fianco a Venezia, con uguale dignità, di un percorso che stabilizzi la popolazione, perché qui non stiamo parlando né di crescita né di decrescita, stiamo parlando di stabilizzare dei luoghi che hanno bisogno di residenti che lavorano, che usufruiscono di servizi che chi amministra ha il dovere di dare. Assolutamente. Le tecnologie sono importanti, le tecnologie ad uso della città per la pianificazione sono sostanziali, servono, bisogna sviluppare le nuove imprese, abbiamo un'area enorme, una Marghera da bonificare che non deve essere oggetto di speculazione, di investimenti che arriveranno, che stanno arrivando dal governo, sono importanti, ma vanno veramente gestiti con grande oculatezza prima di tutto e senso di responsabilità. Dobbiamo sapere che cosa vogliamo fare. Vogliamo fare di Marghera che cosa? Un luogo di nuovi investimenti e di innovazione tecnologica? Oppure vogliamo fare di Marghera il porto della crocieristica di enormi dimensioni che selizia la laguna? Queste sono le decisioni importanti. Queste sono le decisioni che portano a sostanziare e finanziare interventi che cambiano completamente la visione della città, delle città che devono essere integrate. Vogliamo, cambia completamente il paradigma, fondare gli introiti di una città su casinò che creano solo dipendenza e che poi hanno delle ripercussioni sociali che comunque hanno dimostrato negli anni di essere in passivo. Unica città che ha i casinò in passivo, anzi un costo per la collettività. Allora, i punti di vista sono tanti, sono importanti, ma di fondo c'è una volontà che i cittadini stanno esprimendo, che è un giudizio morale e politico su chi ha voluto questa situazione. Perché non è una situazione nata ieri con la città metropolitana, si è voluto unificare negli anni 20, come sapete, questi luoghi con una precisa volontà di fare speculazione sui territori demaniali che poi sono stati utilizzati per la zona industriale non solo, ma che hanno spaccato ad esempio Malcontenta in due parti. Malcontenta un pezzo comune di Mira
ma contenta un pezzo il comune di Venezia. E i bambini di un luogo non possono andare, perché sono al di là del canale, nella scuola che è al di qua del canale. Insomma, follie, follie. Allora queste decisioni ancora oggi penalizzano i cittadini, ancora oggi penalizzano i cittadini. Allora noi abbiamo una visione diversa, abbiamo una visione molto, molto più ampia, perché partiamo dal presupposto che Mestre, che ne ha profondamente diritto, debba avere la sua dignità, debba avere la sua dignità. E non deve essere in contrasto con Venezia, assolutamente, ma debbano essere progetti di integrazione gestiti con grande accuratezza. Mi permetto di aggiungere su quello che sta succedendo in questi 3 giorni, sono 4 giorni ormai che giro con una trottola da Roma a Venezia, ero presente all'incontro che è stato fatto con il presidente Conte, eccetera, e poi i vari ministri. Sento dire continuamente il Mose, eccetera. Allora, credo che sia importante fare chiarezza. La laguna nel suo insieme ha bisogno di una normativa speciale, una norma che dia anche lì una definizione chiara delle azioni di tutela che devono essere regolamentate, assolutamente. Purtroppo la politica del territorio si è concentrata esclusivamente in questi decenni utilizzare le risorse esclusivamente a fine del Mose. Ma il Mose poi non è stato finito, è al 95%, bene. C'è 1 miliardo quasi a disposizione in tesoreria per finire le opere strutturali. Ci sono 122 milioni in tesoreria a disposizione per quelle che sono le opere compensative ambientali, misure compensative a tutela dell'ambiente. E questi soldi, giustamente, andavano verificati, andavano pianificati, e stiamo tentando di farlo in tutti i modi. Perché questa riflessione? Perché è importante chi fa le cose. La mala politica ha dimostrato che purtroppo sempre gli stessi, e non aggiungo altro, hanno solo speculato e truffato i cittadini. E allora, se su Venezia i fondi non mancano, la divisione tra le due entità, le due situazioni amministrative non dovrà essere usata in modo, come posso dire, speculativo per dire la separazione costerà di più. Non è vero, assolutamente. Anzi, la buona politica, la buona amministrazione potranno dimostrare finalmente che la differenza la fanno le persone. Fanno le persone quando prendono le decisioni di come gestire i rifiuti, di come gestire gli acquedotti, di come gestire le situazioni relative alla socialità, al sociale, ai servizi sociali, che non sono un aspetto da poco, credete. Allora, le municipalità, la legge lo dice chiaramente, sotto un certo numero di abitanti non ci sono, ma è un problema questo? A mio avviso no, perché in questo momento le municipalità, come sappiamo bene, non hanno alcuna possibilità, sono state svuotate, smantellate e non prendono alcuna decisione. E allora, anche questa riflessione, cosa vogliamo e perché vogliamo? Vogliamo avere la possibilità di decidere, vogliamo che ci sia partecipazione, vorremmo che ci fosse partecipazione. E quindi un consiglio comunale
eventualmente un sindaco, anzi senz'altro un sindaco, che si interpreta veramente dei bisogni delle persone. Il maestro ha diritto alla sua identità. Io ho dei ricordi di famiglia dove sia la mia mamma ma le mie zie mi raccontavano, sai, tornavamo da scuola e passavamo vicino alla torre del castello, che in 2 giorni è stata demolita. Un pezzo di mura si è buttato giù ed è nato un palazzone, una villa storica, ottocentesca, in 3 giorni non c'era più. I racconti, sono cresciuta con questi racconti, allora andavo a cercare dove sono i pezzi di Mestre, della Mestre medievale, dove sono? Io li vorrei vedere, sono alla radice della mia storia ed è giusto che vengano rivalutati e valorizzati, sono un patrimonio culturale importante, è una radice, un pezzettino di radice che deve rimanere tutelata, tanto quanto si tutela una città straordinaria come Venezia. Perché no? Io non ho risposte. Perché no? E allora sì, abbiamo il coraggio finalmente di cambiare. Ultima cosa, io ho presentato una proposta di legge, ma ne parlerò quando la prossima settimana farò un incontro con la stampa per raccontare questo disegno di legge. È un disegno di legge che ci permetterà una modifica dell'elezione del sindaco metropolitano. Questo disegno di legge è stato recepito, mi aspetto di discuterlo quanto prima in Parlamento, perché sono convinta assolutamente che la legge del Rio, che è istituita, come sapete bene, in città metropolitana, eccetera, eccetera, nel caso di Venezia va assolutamente rimessa in discussione. Assolutamente rimessa in discussione. Mestre è la città di tanti, è la città di tutti. Nelle mie classi, in scuola superiore, i ragazzi che c'erano erano i ragazzi che venivano da tutto il paese, venivano dal mondo, ed è questa la dimensione che io vorrei per la mia città. Tutto. Volevo aggiungere una cosa importante che le persone molte volte non sanno. Nella visione di Mestre, e come vedete dalla piantina che c'è nel volantino, si vede bene qual è la delimitazione prevista nella proposta che sosteniamo. Andiamo a definire anche il luogo, noi vicino, molto importante, il luogo di Tessera, è stato citato prima, no? Tessera è qua, vicinissimo. Bene, le intenzioni che ci sono di aumentare il traffico aereo sono sbalorditive, solo la seconda pista, eccetera, eccetera, ma è l'obiettivo di portare a 41 milioni di transiti di passeggeri che graviteranno su Venezia. Allora, se questa è l'unica visione dell'economia del territorio, che deve essere solo speculativa, e si parla già della sullagunare, di 1000 modalità alternative, di portare ancora più gente, in modo ovviamente privatistico, e non di soluzioni, portiamo il treno a Tessera, portiamo i servizi pubblici a Tessera, no, facciamo parcheggi, veniamo privati, eccetera, eccetera. Questo è il progetto, questa è la visione, e a questo noi dobbiamo dire no, e per dire no dobbiamo dire sì. Sappiamolo, perché molte persone non lo sanno. Vorrei dire poche cose a nome più comune del Movimento 5 Stelle. Noi appunto abbiamo preso posizione, abbiamo voluto questo incontro, ne faremo degli altri. Io sono a disposizione, abbiamo un nostro punto anche a Mestre. Vorrei però sottolineare un aspetto.
In un'amministrazione con un'amministrazione vicina e partecipata si attuano le politiche, e le politiche sono quelle azioni pianificate e programmate per un unico obiettivo, il bene comune, che ha ovviamente dei livelli diversi. La gestione delle economie sul territorio, che non può essere solo l'economia dello sfruttamento del turismo in maniera bieca, ma deve essere invece vista come contributo del flusso turistico sostenibile e compatibile. Il livello della pianificazione del progetto sociale, di cui accennava Mestre, è un luogo multiculturale dove però non avviene il fenomeno dell'integrazione, e le bande dei ragazzi che vanno a creare problemi, le baby gang, sono un problema a Mestre, sul quale questa amministrazione non è intervenuta in maniera sufficiente. Sapete che costo ha un ragazzo messo in una struttura che lo controlli? Siamo sui 40.000 euro all'anno. Io sono stata amministratrice a Mira e posso dirvi che i costi sono altissimi. Quindi se tu non intervieni prima con una programmazione di progetti sociali sul territorio, hai poi queste ricadute. Una pianificazione del livello della cultura, delle culture, perché non è fare la festina o le feste, ma è pianificare in maniera consona e adeguata la tutela del patrimonio, la condivisione degli obiettivi, la pianificazione delle attività che puoi fare con le persone, perché dobbiamo entrare in una visione di formazione permanente e di accompagnamento alla condivisione della cultura e delle culture. E gli anziani non vanno lasciati soli, ma devono partecipare alle situazioni che ci sono, del teatro, della musica, delle attività culturali che si fanno in una città che non lascia soli nessuno. Allora, gli aspetti delle politiche che noi vorremmo attuare sono tanti, li dobbiamo costruire insieme. Perché vanno dalla valorizzazione del territorio, io penso a quello che siamo riusciti a fare ad Altino, ad esempio, come Commissione Cultura, siamo riusciti a mettere il vincolo in un territorio d'Altino che è vicino e contiguo a questo territorio, dove si voleva fare una discarica, e c'è una città romana da scoprire sotto 1 metro di terra, che potrebbe diventare un'occasione di turismo culturale grande, forse anche più di Pompei. Allora è la visione della città, delle città, e Mestre ha diritto a una sua identità e visione, e Venezia ha diritto ad avere la sua identità e divisione politica, che non sia la speculazione di qualcuno, perché questo è fondamentale. Quando è venuto Conte io ho chiesto sostanzialmente poche cose. Lui mi ha detto: hai qualcosa da dirmi? Gli ho detto sì, ne avrei tante, ma le cose più importanti per me sono che tu vada a Pellestrina subito. E infatti lui la mattina dopo è andato, perché erano stati lasciati soli, le pompe non avevano funzionato, avevano perso tutto. Io so cosa vuol dire, perché ho perso la mia casa nel 2007. E allora la vicinanza non è solo la passerella politica, ma immediatamente mette in atto delle azioni. E come a Pellestrina, a Chioggia, dove ero ieri, e allora lo stanziamento immediato da parte del governo di fondi che definiscono una prima tranche, 5.000 euro ai privati, 20.000 alle attività, perché bisogna immediatamente comprarsi il frigorifero, il materasso, quello che serve per casa.
Queste sono le azioni che dobbiamo fare. E altrettanto per Mestre, perché io non ho dimenticato il 2007 e so che la rete fognaria non è stata messa a posto, il consorzio ce l'ha detto, si è preferito fare altro come Veritas, gli indirizzi sono stati altri e Favaro, zona delicatissima, con un comitato ragato che ha cercato in tutti i modi di dire signori abbiamo bisogno di interventi, perché magari 2 centimetri mi cambiano completamente le inclinazioni, quando piove mi entra l'acqua in casa perché hai alzato la strada e il livello campagna della mia casa costruita negli anni 60-70 è più sotto. Ma se io non cambio la rete fognaria dividendola e organizzandola, mettendo le valvole non ritorno, i bacini eccetera eccetera, questa popolazione prenderà di nuovo la sua casa. Allora noi, perdonate, non vogliamo questo, vogliamo una città sicura, un luogo bello dove si possa stare e vivere bene, con una propria identità e con una propria dignità. Direi basta con i centri commerciali, la pianificazione che c'è in questo senso è anche una responsabilità della politica regionale, non dimentichiamolo mai, vi prego, perché questa regione vota sempre gli stessi. Il mio non è un appello al voto, il mio è un appello alla responsabilità, alla considerazione, alla valutazione. Guardate come siamo messi. E finalmente troviamo il coraggio di cambiare, perché solo con il cambiamento possiamo migliorare. Ciò che è successo fino adesso ce l'ha dimostrato. E quindi sì, abbiamo il coraggio di cambiare. Andiamo a votare. Grazie a tutti.